Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Oggi martedì 4 febbraio e con il Fabio siamo saliti su una montagna, su una classica della Valsugana, il Fravort. E qui al bivacco, al recentissimo bivacco dell'amicizia, abbiamo trovato Maurizio Markel. Io non l'avevo mai incontrato, però Maurizio è famosissimo perché ha scritto diversi volumetti sulle cime che si possono raggiungere del Trentino e dell'Alto Adige a piedi e con le ciaspole. Ciao Maurizio! Ciao a tutti! Tanto è stato un piacere incontrarti e i tuoi libri piacere mio. ci sono serviti. Oh Maurizio, tu sei il custode del bivacco? Diciamo che vengo su spesso a tenere un po' pulito, a spalare la neve, a permettere l'accesso libero al bivacco, perché tante volte la neve, il vento spasta la neve sulle porte e non si riesce a entrare, bisogna venire a pulire. Quindi tu ti prendi cura? Mi prendo cura, cerco di tenere pulito, sperando che anche gli altri facciano la stessa cosa. Infatti è un bivacco bellissimo e molto ben tenuto, bravo sì, Maurizio. Un bel posto panoramico. Davvero, oggi poi abbiamo trovato una giornata. Ascolta Maurizio, chi l'ha voluto sto bivacco? L'ideatore si chiama Aldo Pinziger, è una persona, un signore che abita a Vignola, qui sotto nelle vicinanze, sopra Pergine. E dobbiamo ringraziare anche lui per questa opera, che dopo è stata comunque effettuata da Falegnameria Custel, famosa anche questa. Falegnami d'alta quota. Esatto, e è stata sua l'idea di creare questo bellissimo bivacco che lo chiamo nido d'aquila, perché lassù si spazia davvero fino alla pianura veneta e a nord verso le Alpi di confine. Stupendo, insomma. Stupendo, sì. Beh, insomma Maurizio, grazie che ci hai accolto qua, oggi ci hai fatto un po' da guida. Prossimo libro Maurizio? Sì, sto ultimando un altro libro, comunque diciamo che è a rifacimento delle altre due guide che ho già fatto dell'Alto Adige. Sarà un unico volume con 80 gite che riguarda tutto l'Alto Adige, dalla Val Venosta fino alla Val Pusteria, avendo 80 itinerari però, a cime, insomma. Però. Ci prenotiamo, vero Fabio? Certo, assolutamente. Aldo, che mestierotti siete tu a fare? So che ripristino una cinesca qua della porta, perché è andata rotta. È andata rotta? Come è andata rotta? È andata rotta a forza di andare le peate, è andata rotta e allora la cambiamo e vedete, insomma, perché la porta è pesante. Allora questo è l'Aldo, il famoso Aldo, il custode, l'anima L'anima del bivacco. Del bivacco dell'amicizia.
Eccoci cari amici, martedì 4 febbraio, siamo alla conclusione di questa nostra bella escursione che adesso Fabio ci riassume. Dove siamo stati, Fabio? Oggi, Dario, siamo stati a Cima Fravort, E quindi abbiamo visto il bivacco? il bivacco dell'amicizia oggi. Bellissimo. In effetti lì abbiamo fatto amicizia. Anche con un paio di persone che, tutto sommato, da come parlavano, sono dei veri e propri custodi del bivacco dell'amicizia. E parliamo del signor Maurizio e del signor Aldo, ecco. Che hanno, Aldo è stato la mente, il cuore, l'ideatore del bivacco dell'amicizia. Due volontari. E Maurizio ne è il custode, non so quante volte in un anno salga su questo bivacco per custodirlo, per tenerlo a posto. Bene, poi cosa abbiamo fatto? Poi siamo scesi? Poi scendendo al piano della Malga Bassa, piana bassa, ecco, abbiamo preferito scendere giù a Malgamasi, Dario, e prendere la carreggiata che porta alla Lupa dei Lagorai, ecco, prima di arrivare a Vetriolo. Ma da là, cosa vuoi? Visto che c'eravamo, dovevamo risalire e siamo saliti su di nuovo a Panarotta per poi scendere Al al parcheggio e arrivare alla macchina, ecco. Comunque giornata meravigliosa, davvero. Abbiamo goduto di 7-8 ore piene di sole, bello, Bello. una bella giornata, vero? Come ve l'abbiamo documentata, cari amici, continuate a seguirci per monti e per mari e vi auguriamo così buona montagna a tutti voi e buon cammino di vita. Ciao! Ciao!